Eccoci di nuovo qui amici, vedete, oggi vi portiamo a teatro, nel nostro bellissimo teatro sociale. Nel 1817 Francesco Luigi Guillaume, un francese che aveva fatto fortuna con uno spettacolo itinerante di cavalli, venne a vivere a Brescia e nel 1828, in società col figlio, chiese in affitto una parte dell'ex convento di San Barnaba per usarne il chiostro maggiore come palcoscenico per spettacoli di cavalli e giocolieri. Nacque così il primo teatro popolare stabile di Brescia, che in breve tempo divenne molto famoso e che continuò ad esistere fino al 1832. A partire da metà Ottocento il figlio Luigi edificò un vero e proprio teatro usando i terreni dell'ex convento degli Umiliati e della demolita chiesa di Santa Maria Maddalena, che appartenevano all'ospedale di San Luca. Seguirono una serie di demolizioni e ricostruzioni, con teatri sempre più grandi e più belli. Il teatro attuale fu voluto nel 1905 dal conte Antonio Valotti e progettato dall'ingegnere Arnaldo Trebeschi. La struttura è in cemento armato con decorazioni Liberty. Il suo nome, Teatro Sociale, gli fu dato per sottolineare la sua natura popolare, contrapposta a quella del teatro grande che ospitava la nobiltà e l'alta borghesia. Dopo anni di restauro è stato riaperto nel 2000 e da allora funziona con regolarità, mettendo in scena spettacoli in prosa e concerti di musica leggera o da camera. Qui a teatro di cacciatori, di pescatori non ne vediamo, però si sa che Casadur e Pescadur per fa bella figura e la fada in pustur, la faranno tra poco, restate qui. Centro Anch'io. Siamo di nuovo qui nelle belle gallerie del Teatro Sociale e vi rinnoviamo il detto Casadur e Pescadur per fa bella figura e la fada in pustur. Usciamo a interrogare i bresciani. Guarda qua, Anna, brava, bella e giovane. Giovane, no? Sì. Sposata, da quanto tempo? 2 anni. Vogliamo salutare il marito? Ciao Davide. Si comporta bene, Davide? Sempre più di me. L'ha detta così. Anna, tuo marito per caso è cacciatore o pescatore? No è. Conosci cacciatori o pescatori? No è. Casadur e Pescadur per fa bella figura e la fada in pustur. Che significa questo, Anna? Cacciatori e pescatori che te la raccontano sempre. È che tutto è grande e alla fine molto fumo e poco arrosto. Lei è vera. Cioè? È la vera perché... cioè... Che fanno i cacciatori e i pescatori? Storia, no? Ha preso un sacco di uccellini o se anche il pescatore invece va a comprare magari. È un classico che il pescatore denunci delle prede enormi. Sa un trucco per far vedere il pesce più grande? È di tenerlo a mano tesa, di modo che con la prospettiva risulta più grande della persona. Vedi che ha dato un'ideuzza, grazie. Prego. Paola e Stefano, si parla di cacciatori e di pescatori. Stefano è per caso uno di questi? No. No. Tu hai mai amici, parenti, cugini che sono cacciatori e pescatori? No. No. Senti, allora, Casadur e Pescadur per fa bella figura e la fada in pustur. Chiediamo a lui? Sì. Devo tradurre ancora. Vuol dire che i cacciatori e i pescatori per fare bella figura con gli amici o con le persone si inventano prede. Le prede. Classico, no? Sì, Tu lo facevi alle superiori con le fidanzate, no? Con gli amici che dicevi, io ho conquistato questa, quell'altra. Esatto, i numeri, come si dice, no? Che le donne dividono per 3, gli uomini moltiplicano per 3. È arrivata Paola e ti ha tirato l'orecchia. Finito, era un Latin lover questo. Sì. Ma tu sei un cacciatore, un pescatore? Io sono stato per anni consigliere della Federcaccia. Ah. Sì. No, allora ti calza Però proprio... sono un cacciatore anomalo. No, cioè? Nel senso che per me l'importante era uscire col cane, fare una bella passeggiata, poi il carniere non mi interessava. Senti Danilo, però si dice che Casadur e Pescadur per fa bella figura e la fada in pustur, cioè... Che raccontano un sacco di balle. Anche i tuoi ex... Sì, certo, se ne hai presi 3, ovviamente al bar dello sport sono diventati 50, se il pesce è così è diventato un delfino, cioè... No. Rientriamo nel Teatro Sociale per chiudere questa puntata e spiegare questo detto che non ha certo bisogno
di ulteriori spiegazioni. Cassadur e pescadur per fa bella figura e la fa da impostur. Dai, si sa, magari pure tra di voi c'è qualche cacciatore pescatore all'ascolto. Su via, dai, confidatevi. Il fagiano che l'era grande se per il cassadur, boom, l'era una bestia se. La trota è grande così per il pescadur come minimo, badabam, l'era una trota de 120 kg. Vabbè, insomma, la fa un po' da impostura. Noi no, non abbiamo fatto gli impostori. Grazie amici per essere stati con noi. Arrivederci.